Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un caso Bologna nella cronaca politica italiana. Bologna, la rossa e fetale, cantava Guccini in un'altra era politica ideologica. In questa era politica ideologica il capoluogo emiliano si candida perfetto termometro per misurare l'ideologia della nuova sinistra, diciamo schleiniana, che oscilla tra istinti arcobaleno e istinti pro-pal, che poi siano lievemente in contraddizione tra loro, ma questo è un discorso a valle, e si offre quindi a specchio della contemporaneità e delle sue distorsioni ideologiche pseudo-progressiste, perché solo oggi ci sono due notizie significative che arrivano da Bologna. Una è quella che riguarda l'Università di Bologna, accusata niente meno che dal capo dell'esercito, generale Carmine Masiello, di essersi rifiutata di attivare un corso di laurea ad hoc per i militari dell'Accademia di Modena, relativamente alle materie umanistiche. La decisione era assunta al Dipartimento di Filosofia, che ha negato l'attivazione di un percorso di studi richiesto per i giovani ufficiali dell'esercito italiano, a differenza di altre collaborazioni che erano o sono in corso. È intervenuta la Premier in persona. Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato, anche perché ha ricordato la Premier stessa che la formazione umanistica e filosofica è bagaglio indispensabile per un militare formato di rango all'altezza delle sfide della contemporaneità. E è difficile, diciamo, non vedere un non entusiasmo, diciamo, all'interno dell'Ateneo bolognese per le divise, per l'istituzione dell'esercito, per quello che rappresenta, ovvero anzitutto la difesa della nazione, anzitutto verso l'esterno, la credibilità anche geopolitica della nazione, che non esiste senza forze armate, e insomma tutto un cosmo valoriale che non pare graditissimo all'Università di Bologna, insomma, che dice no, gli ufficiali dell'esercito non li vogliamo. C'è poi il caso della guru di questo strambo neoprogressismo oscurantista, cioè Francesca Albanese, che voi sapete in questi giorni è arrivata a intervenire a proposito dell'indecoroso assalto degli squadristi rossi pro palla alla redazione della Stampa, esprimendo una iniziale solidarietà in premessa, aggiungendo poi però che questo sia un monito alla Stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Una dichiarazione agghiacciante che va anche oltre i compagni che sbagliano, no, che rimanda ad anni bui. Cioè, lei addirittura definisce proprio ufficialmente un monito l'azione degli squadristi pro pal alla redazione della Stampa. Visto che Bologna è uno dei comuni progressisti che si è affrettato a recarsi in ginocchio a conferire la cittadinanza onoraria all'albanese, era nata in queste ore l'ipotesi banalmente lucida, non di destra o di sinistra, di elementare consapevolezza democratica, di rivedere questo provvedimento, di revocare la cittadinanza. E invece no, è stato tutto un fuoco di paglia, perché si è tenuto il Consiglio Comunale, la maggioranza con l'escamotage ha votato l'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni per revocare la cittadinanza, ma non l'urgenza, per cui non si voterà, diciamo a breve, non si voterà mai. Il Consiglio Comunale di fatto non torna sui suoi passi, l'albanese di fatto anche oggi, anche dopo questa frase che viola qualunque elementare consapevolezza di una società liberale, di cos'è una libera stampa, di cos'è una dialettica democratica e civile, rimane cittadina onoraria di Bologna. Bologna, d'altronde, governata dal sindaco Lepore, che è un po' una manifestazione, no, di questo strambo progressismo quando viene applicato all'amministrazione della città. Quasi un anno fa, all'inizio di gennaio, ricevette in consiglio comunale alcuni dei gruppi, diciamo, antagonisti che avevano messo a soqquadro la città medesima, per chiarirvi il clima. Ecco, diciamo, abbiamo citato solo degli esempi clamorosi, per cui oggi, se volete capire l'evoluzione o l'involuzione della sinistra, avete un perfetto termometro nella Bologna non più rossa e fetale, ma arcobaleno e propal. Grazie a tutti, a domattina.